Allora, eccoci qua. Io chiedo della regia se possiamo mettere in onda la clip di Federconsumatori proprio relativamente a questo discorso, perché ci fa capire in poche parole, in pochi secondi, un po' le strategie da adottare. È una specie di cartone animato, insomma, simpatico. Vuoi fare un investimento e non sai da dove cominciare? Per prima cosa devi sapere che non esiste un investimento giusto per tutti, ma per scegliere bene devi considerare le tue possibilità, le tue necessità e le tue aspettative. Infatti, prima di fare un investimento finanziario, che è regolato tramite un contratto, la banca deve sempre farti compilare il questionario di valutazione del profilo di rischio, che serve a capire quali prodotti sono più adatti a te e impone all'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale e di fornirti informazioni chiare, corrette e non fuorvianti. Prima di fare un investimento, dunque, decidi attentamente quanti soldi vuoi investire e per quanto tempo. Valuta bene il rischio in base alla tua propensione e alla tua situazione economica. Diversifica sempre i tuoi investimenti. Diffida da proposte improbabili. Non prendere decisioni affrettate e non firmare mai un contratto se non hai capito tutto. In particolare poi quando fai un investimento azionario, ragiona a lungo termine. Meglio non avere bisogno dei soldi investiti a breve. Investi una somma ragionevole e in aziende conosciute e accetta gli alti e bassi del mercato. Panico ed euforia non vanno d'accordo con questo tipo di investimento. Ricorda, se decidi di fare un investimento, lasciati consigliare da persone competenti e controlla sempre il suo andamento nel tempo. Per informazioni sugli investimenti che ti vengono proposti, contatta Federconsumatori. Trova lo sportello più vicino sul sito federconsveneto.it e seguici su Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube. Federconsumatori, al tuo fianco ogni giorno. Perfetto. Allora, Presidente, adesso c'è un momento particolare perché non si capisce se ci sarà questo default di questo fondo banca cinese, no? Quindi, che ha messo un po' in agitazione molti consumatori, non tanto perché gli investitori diretti, che vabbè lì c'è anche una capacità di, ma perché tanti dicono ma cosa succederà? Sembra di tornare indietro di qualche anno, un incubo, un'angoscia. Cosa succederà ai nostri soldi? Devo subito provvedere a ritirare tutto. Insomma, ci sono tante domande che vengono spontanee, ma anche al cittadino più piccolo, perché poi si sa che tu non sai bene la tua banca come si è mossa il dietro le quinte, e quindi si crea questa nuova insicurezza, questo nuovo allarme, panico che dir si voglia. Che cosa consigliate? Perché diciamo così, nella presentazione eccetera avete dato dei consigli ben precisi, non farsi prendere dal panico di certi momenti. Esatto, panico ed euforia non vanno assolutamente d'accordo con queste forme, insomma, di, possiamo chiamare, pseudo risparmio, comunque con tutte le forme di investimento. Quindi fretta, panico, euforia non vanno assolutamente bene. Una ovviamente indicazione sempre da tenere in mente è informarsi quanto più possibile anche da diverse fonti, quindi non solo direttamente presso l'istituto bancario, presso il fondo sul quale si è fatto l'investimento, ma anche esternamente, soprattutto ovviamente non perché siamo qua presenti io e ADOC, ma le associazioni dei consumatori possono dare delle informazioni chiaramente obiettive, quindi senza ovviamente nascondere piuttosto che sottolineare determinati eventi o elementi, perché non è ovviamente nostro compito, ma dare ovviamente delle indicazioni e delle informazioni quanto più obiettive, in modo tale che sia il consumatore poi ad effettuare, come si diceva prima, una scelta consapevole. Voi avete dei canali preferenziali con cui ricevete anche informazioni da parte del governo, dal MISE o quant'altro? Allora, canali preferenziali sì, ne abbiamo diciamo anche e soprattutto per quanto riguarda la risoluzione di determinate problematiche. Noi abbiamo dei canali che sono quelli che nascono, che sono frutto insomma di una contrattazione, chiamiamola così, comunque di un accordo che di fatto si traduce poi in un accordo di conciliazione, attraverso il quale noi associazioni dei consumatori riconosciute o a livello regionale o a livello nazionale abbiamo la possibilità appunto di avere un canale di dialogo, di contatto e di risoluzione stragiudiziale delle controversie con determinati soggetti. In ambito bancario sono più ovviamente le banche che aderiscono a diversi protocolli
di conciliazione, oltre ovviamente a quello che abbiamo anche in altre puntate citato, che è l'arbitro bancario finanziario, con il quale non abbiamo un diretto contatto, ma comunque è uno strumento che, come ovviamente soggetto a tutela della difesa dei diritti del risparmiatore, noi utilizziamo per poter ovviamente risolvere sempre a livello stragiudiziale, quindi con tempi e costi decisamente ridotti, se non addirittura annullati, i problemi che eventualmente si dovessero presentare al risparmiatore. Quindi problemi che riguardano investimenti, banche, anche clonazioni di carte di credito. Sì, rivolgetevi all'Associazione Consumatori. Volevo dirvi che nessuno legge tutte le condizioni per gli investimenti, altrimenti saremo tutti dei fenomeni, ma purtroppo bisogna fidarsi perché non è il nostro lavoro. È quello che si diceva prima. Questo purtroppo però è un alibi che più delle volte... No, però è terribile. Comprendiamo la tragedia, perché effettivamente poi le anche clausole le assicurazioni contrattuali sono infinite, scritte in caratteri poi ti viene angoscia, non fai più niente, leggibili. Però siccome nessuno ci obbliga ad effettuare una scelta nell'immediato, cioè è sbagliatissimo ed è ovviamente un comportamento scorretto quello di qualsiasi promotore assicurativo, finanziario, bancario, che ci spinge con estrema enfasi a firmare. Quello già deve essere un campanello d'avviso, cioè siccome non è prevista da nessuna norma che nel momento stesso in cui io mi rivolgo ad un soggetto devo assolutamente firmare qualsiasi contratto, che sia in ambito bancario ma anche per la fornitura di luce e gas piuttosto che telefono o qualsiasi acquisto che può avvenire con la sottoscrizione del contratto, nessuna norma di legge prevede che io lo debba fare a distanza di qualche minuto o addirittura un giorno o due dalla visita del promotore o dal contatto che ho avuto col mio venditore. Io ho tutti i diritti di prendermi tutto il tempo di cui ho bisogno per capire cosa sto andando a firmare e cosa sto acquistando. Chiaro. Avevo detto rapidamente perché c'era il messaggio che era comparso. Truffe invece quelle delle carte di credito che si stanno verificando, ci sono state segnalate anche dai nostri telespettatori, devo dire la verità, con diverse mail. Incredibile, in questo periodo molti se ne accorgono, anzi molti se ne accorgono proprio adesso. Che cosa fare? Fortunatamente se ne accorgono, perché noi in alcuni casi ci siamo accorti noi che purtroppo c'era una eccessiva, chiamiamola così, leggerezza da parte del risparmiatore, che non teneva troppo sott'occhio i movimenti del proprio conto corrente, delle proprie carte di credito, perché a volte si verificavano casi di sottrazioni indebite di piccoli importi che quindi non suscitavano effettivamente l'attenzione del truffato. In questo ultimo periodo però, come abbiamo detto in più occasioni, insomma le truffe stanno cambiando, si stanno evolvendo, un po' come si sta evolvendo un po' tutta la civiltà, cioè con la digitalizzazione, insomma con tutta una forma diversa di contatto e anche di realizzazione di diversi rapporti anche contrattuali tra il consumatore e le varie società, con appunto l'avvento anche delle forme di pagamento di diverso tipo, quindi l'abbandono del contante, quindi adesso l'utilizzo della moneta virtuale. Infatti, è chiaro che i truffatori stanno spingendo quanto più possibile per penetrare e utilizzare queste forme nuove di pagamento, di cui adesso poi il mio collega Sergio ne parlerà, sì. Però purtroppo sono degli allarmi che in questo ultimo periodo vengono insomma messi all'attenzione quanto più rispetto a qualche periodo fa. Forme di pagamento, allora vediamo insieme l'altra clip che poi naturalmente vede in primo piano il presidente. Io ci ho messo Sergio. La faccia a differenza della... Niente cartone animato stavolta. Purtroppo no, la vediamo insieme, la vediamo insieme, dai. Così. Buongiorno amiche ed amici, consumatori e consumatrici. Oggi parleremo delle forme di pagamento. Bisogna premettere che con l'avvento dell'e-commerce e quindi degli acquisti online, le forme di pagamento sono diventate sempre più importanti per poter evitare spiacevoli sorprese. La forma più usata negli acquisti online sicuramente è il pagamento elettronico. Quanti tipi di pagamenti possiamo fare? Possiamo usare la carta di credito, possiamo usare la carta di debito, possiamo usare la carta ricaricabile e possiamo usare la carta revolving. In genere la prima
cosa che ti propone la banca quando apri un conto corrente è la carta di credito, giusto perché è un servizio a pagamento, mentre invece la carta di debito o bancomat viene sempre associata al conto corrente e sembra che non abbia nessun costo. Poi scopriremo che anche la carta di debito o bancomat ha un suo costo. Negli ultimi tempi le banche, per andare incontro alle esigenze dei consumatori nei pagamenti elettronici, hanno introdotto la carta ricaricabile. Il vantaggio della carta ricaricabile consiste nel fatto che il consumatore decide quanta liquidità è disponibile nel conto della carta stessa. Ultima, ma non meno degna di attenzione, è la carta revolving. State molto attenti alla carta revolving. Può diventare un'arma micidiale per il consumatore finale. Ogni volta che effettuiamo un acquisto online ci vengono proposte varie soluzioni di pagamento. Dobbiamo stare attenti come consumatori a usare la forma di pagamento più idonea, più adatta al tipo di acquisto che facciamo. La carta di credito ha un budget mensile fisso, la carta di debito ha un budget giornaliero fisso, la carta ricaricabile ha un budget deciso dal consumatore, la carta revolving è una carta con budget sì fisso ma con interessi molto alti in caso di spesa. Ma in caso di acquisti online, quale di queste forme di pagamento dobbiamo privilegiare? Dipende dal tipo di acquisto che facciamo, dipende dal venditore che andiamo ad intercettare, dipende dal tipo di bene che acquistiamo. Nel video sulle truffe online abbiamo detto che uno dei rischi maggiori di truffa è costituito dalla forma di pagamento. Visto che la maggior parte dei venditori non accetta più il pagamento a contrassegno, cioè io ricevo la merce, la visiono, pago e prendo la merce. Oggi la maggior parte di coloro che vendono beni accettano solo come forma di pagamento o la carta di credito o il bonifico bancario. Visto che gli acquisti online aumentano ogni anno in maniera esponenziale, dovremmo cercare di avere più confidenza con questi metodi di pagamento elettronici. Piccolo consiglio: per gli acquisti di minor valore basta usare una carta ricaricabile con la quale si possono fare pagamenti sicuri e non incorrere nel rischio di vedersi svuotata la liquidità della carta stessa. Per gli acquisti invece di grande valore utilizziamo tranquillamente la carta di credito, cercando di privilegiare le forme di pagamento tramite intermediario che ci permettano di recuperare la somma versata in caso di truffa. Ad-Hoc Veneto è sempre con voi, al prossimo video, ciao! Eccolo qua, faceva riferimento al prossimo video perché questo è su YouTube. Certo. E si trova sul vostro sito. Sul quindi nostro sito abbiamo inaugurato il canale YouTube un mese fa, penso. Praticamente mi sono visto costretto, diciamo, a metterci la faccia direttamente, facendo tutta una serie di iniziative, ma comunque molto concise e simpatico, molto assolutamente. Concise. Torniamo su questi temi, andiamo in pubblicità, così abbiamo più minuti da dedicare a spiegare, appunto, rispiegare questi concetti e le garanzie che si possono avere. Forse le persone devono introiettarsi bene per evitare di incappare poi in situazioni alquanto spiacevoli. A tra poco.